Avevamo comprato questa casa da 7 mesi, insomma, che era appena nata la bambina e purtroppo l'altro ieri è successa questa cosa, siamo ancora un po' scioccati. Ha tutta la vita davanti Jacopo Torcellan, 24 anni, pescatore di professione a Burano, dove vive con la compagna Asia e una figlia piccola. Ma la mattina di Santo Stefano il cortocircuito di un quadro elettrico ha completamente distrutto la casa che stanno ancora pagando e tutto quello che c'era dentro. Bisogna ricomprare tutto e qualsiasi cosa uno abbia in casa poi gli viene in mente di ricomprarlo, quindi le spese saranno ingenti. Solo l'affitto dell'appartamento dove si sono dovuti forzatamente trasferire e il mutuo della casa distrutta peseranno 1.600 euro al mese, un costo insostenibile per una giovane famiglia che dovrà anche sobbarcarsi le spese di restauro di quanto distrutto dall'incendio. Soli, sconvolti, senza più niente, Jacopo e Asia hanno però trovato subito il sostegno dei volontari della Protezione Civile di Burano. Li abbiamo convocati e abbiamo chiesto se volevano intervenire, se volevano affrontare questo percorso con noi. A questi ragazzi serve tutto, quindi abbigliamento, giochi per la bambina, perché fatalità è successo proprio il giorno dopo di Natale, quindi la bambina poverina ha perso tutti i giochi. Certa gente vedo che ci porta dei doni verso di loro, ci portano giocattoli per la bambina e spero che adesso vengano su dei soldi, qualcosa per aiutare questa giovane coppia. I volontari della Protezione Civile di Burano hanno già donato il loro fondo cassa, ma non può bastare. Per questo hanno attivato un IBAN al quale chiunque può offrire il suo contributo con la causale Incendio Burano, Jacopo e Asia. Siamo senza parole perché già da subito, l'altro ieri che è successo il fatto, ci hanno già subito, diciamo, prontamente dato un alloggio, portato dei vestiti delle mamme, i miei amici hanno portato dei vestiti, altre persone lo stesso, anche per mia morosa. E niente, sono senza parole, ecco, vi ringrazio tanto. Signori a Burano, una mano sul cuore, chi ha una casa da sistemare i ragazzi, ma non dico proprio a fondo perduto, quei 100 euro, insomma è una cosa simbolica, bisogna mettersi la mano sul cuore.